Uno dei cardini del pugilato in Friuli Venezia Giulia è sicuramente Franco Visentini. Franco, sei qui ai tuoi ragazzi che combattono, il movimento come va? Come sta andando? Il tuo lavoro come sta andando? Bene, abbiamo qualificato quest'anno la mia società uno schoolboy, il primo anno, e uno junior, più 81, che ha vinto adesso la finale contro un atleta di Bolzano, e quindi soddisfazione, insomma, anche perché quest'anno che ho avviato il progetto giovanile ho portato due ragazzi finalisti al trofeo CONI proprio l'altra settimana, due allievi a Senigallia, e un paio di mesi fa ho portato due ragazzi invece alle finali della Coppa Italia giovanile. Quindi insomma sono soddisfatto anche dal punto di vista proprio del lavoro che abbiamo iniziato quest'anno proprio con i giovani. E quindi c'è anche, ne parlavamo prima con Calligaro, anche una specie di ricambio generazionale in atto, vero? Perché quanti ragazzi hai lanciato verso il mondo del pro, del neopro, e quanti speri di chiaramente lanciarli ancora? Ma guarda, quest'anno qui, siccome organizzo con grande fatica i campionati d'Italia assoluti, che saranno dal 5 al 10 dicembre a Gorizia, abbiamo maschile e femminile, ho ancora 3-4 ragazzi molto giovani, 21-22 anni, che faranno i campionati assoluti, che sono insomma sempre nei primi 3 posti d'Italia negli ultimi 3-4 anni. Credo che il prossimo anno per 2 o 3 di loro insomma, si apriranno le porte del professionismo. Sicuramente ci sarà un ricambio generazionale con questi nuovi ragazzi, questi ragazzi del settore giovanile che apriranno poi insomma, ecco, per il successivo passo negli elite e dopo, perché no, nel professionismo. I ragazzi elite che ho, sicuramente adesso io spero intanto in un bel risultato negli assoluti in casa nostra, in Friuli. E poi nel professionismo, la strada, insomma, bisogna fare un po' di esperienza, lavorare per fare molte più riprese, però tutto sommato insomma, sono soddisfatto. Ecco, sono stati 4-5 anni di lavoro molto intenso, sia dal punto di vista tecnico e anche organizzativo. A proposito di organizzazione, cassi anche un po' a fagiolo, perché fra praticamente un mese, anzi no, 2 mesi ci sono questi campionati assoluti. Cosa c'è ancora da fare? Quale risorsa c'è ancora da magari tirare vicino? Com'è lo stato dell'arte per i campionati assoluti? Ma le risorse, diciamo che finora la Regione mi ha dato una grande mano, e poi le istituzioni nella provincia di Gorizia, il comune di Gorizia, adesso stiamo contattando anche per i trasporti l'azienda provinciale dei trasporti, perché ci serviranno dei mezzi per portare gli atleti, che sono circa 300 che combatteranno su 6 giornate, quindi i volumi sono importanti. Ci sono molte istituzioni che ci stanno vicino, chiaramente i soldi non bastano mai, avremo un movimento importante in Friuli, 6 giorni di gara, le finali saranno riprese anche poi dalle televisioni, quindi noi dobbiamo fare anche per il nostro movimento e per la nostra regione una bella figura dal punto di vista sportivo, tecnicamente, ma anche organizzativo. È una fatica che io mi sono progettato tanti anni fa, insomma, quando ho iniziato. Chiudo quest'anno con gli assoluti, poi penso che un po' mi riposo, perché non sai, forse fra meno di 20 giorni ho la nazionale italiana e francese che fanno un dual match a Fogliano il 20-22 ottobre. Ho fatto la nazionale femminile, ho fatto il guanto d'oro, quest'anno gli assoluti, penso che insomma un pochino posso riposarmi anche. Quindi ci sta dando una notizia in anteprima, comunque insomma ne riparleremo. Ultima cosa, Franco, ci sarà anche una riunione fra una settimana, comunque in questi prossimi giorni a Pordenone, di livello altissimo, probabilmente era da tanto tempo che da queste parti non c'era una riunione del genere. Che sensazioni, che aspettative hai? Ma guarda, sì, è una manifestazione molto importante, e anche devo dire, faccio i complimenti a Gianluca, che comunque è un grande amico prima di tutto, secondo me è anche un grande tecnico, io lo stimo molto come tecnico, è uno che ha portato un po' di innovazione in questo mondo. Devo dire bravo ad Alessandro Zuliani, che si dimostra sempre a livello organizzativo nei professionisti un passo avanti rispetto a tutti. Ci sono match molto interessanti, c'è il titolo d'Italia dei leggeri, c'è un titolo intercontinentale con Obadi, che è un ragazzo in ascesa nel panorama pugilistico nazionale, che farà un internazionale WBC, che è della palestra del maestro Boncinelli di Firenze, un maestro che io stimo moltissimo. E poi il titolo d'Italia di Nicola, insomma io vengo lì a buttare giù il palazzetto, adesso non porta a casa il titolo Nicola, guai, perché portare un titolo in Friuli è una cosa molto importante, quindi io mi auguro che ci sia
anche il pubblico, che ci sia tanta gente a fare il tifo per questi ragazzi che se lo meritano, e portiamo a casa questo titolo d'Italia che fa bene a tutto il movimento.